Bene, oggi siamo in un posto davvero unico, siamo precisamente a Vittoria, per chi ancora non lo conosce, si trova nella parte sud-orientale della Sicilia. Ci troviamo con il signor Virgadaula, il detentore di uno dei posti sicuramente più interessanti da visitare, anche guardando già nel sito potete trovare tutte le informazioni per vedere questo museo. A cosa è intitolato questo museo e perché è nata questa idea di farlo? L'idea è stata quando il legno non ha difeso l'umanità, subentra la plastica. Domani mangeremo pure un pane di plastica. Allora mi è nata in me questa riflessione che il carretto non se ne più al lavoro, non passava più salario, quello che veniva in roba, perché che in cagliere, cose del genere, delle cose, venivano satassati i carretti, gli vanniano e cose via. Quando in campagna partivo lo sabato, che c'è una canzone lo sabato si chiama Alleria Core, mia figlio con la bella, la moglie. Ebbene, partì un picciottazzo, guarda, un carretto, gli ultimi carretti, e ritorna lunedì mattina con la lapa. Ma ti rendi conto, io l'ho visto, non è, ma un cavallo con carretto, mo venivo, ma accattai la lapa, contento. Mi accese una lampadina e disse, Madonna, perché tutte le botteghe erano già chiuse. Era il momento della chiusura di questo prezioso mezzo. Chi lo doveva dire che doveva scomparire? Tranato di un bellissimo cavallo impennacchiato o senza impennacchiato per andare al lavoro. Comunque si accese questa lampadina e disse, ma è mentre che ancora le carrette esistevano, nignune, per si accattare la e sotto una macchia di carrubo, sotto una pianta di fichi, e in campagna, tutte abbandonate. I carretti. Allora io disse, ma è mentre a raccogliere carretti e a fare il museo del carretto siciliano e quando mi dicono i figli c'hai a dire e ce devo raccontare come camminavamo al tempo, perché non esisteva la macchina, non esisteva la televisione, insomma erano 60 anni fa i tempi di Mosè. Si cuceva in legna, si andava a prendere l'acqua sia al fiume, alla fontana, al pozzo. Dentro non avevamo un rubinetto subito, pronta l'acqua, quella qua. Ebbene, mi proietta questa idea, questa lampadina, nel futuro, 50 anni avanti, di capire che dopo 50 anni veniva lei a venire a intervistare e a darmi ragione. E beh, la ragione è chiara, perché oggi non è semplicissimo trovare una raccolta così ampia, perché anche il carretto non è solo il traino, lei ha fatto anche delle poesie, canta storie diciamo sul carretto. Il carretto è stato veramente una mia musa di ispirazione, mi ha ispirato la poesia, e nei carretti non aveva parola, ma cantare a fase storia. Cosa c'è l'ufficio d'artigiano che l'arte ce l'ha pendeso ricche mano, pigliavo legno e azzeccavo a sbarrare e travagliando da questi scorpiano un accesso di travaglio io facendo. Sto paroraste porta a luce, il fuso, i sorrote fa fuoriare, i buscole, il casuna, campana, fierro battuto di naso sottana. Poi c'è la chiave che è tutta intagliata, con portiello e i sono a scendere. E d'artigiano, quando lo finio, una coperta delle zite recamavo. E lo petture, che lo petturavo, dell'arcobaleno in colore pigliavo. St'opera d'arte, quando lo finio, all'ultimo carretto lo chiamavo. Carretto, cartolina diventato, per la sua storia e per il suo passato. Vedi, questa è una poesia meritevole per questo prezioso mezzo. Bello, bello. Proprio perché appunto i carretti non solo è il traino, la ruota, ma era tutta la decorazione, sì, anche la parte di sotto che non so come si chiama, dove ci sono queste intrecciature, la sì, parte quella è la traino principale. È la cascia di fuso, la cascia o fuso, detta la parte sagrale. Perché? Perché l'artigiano con la forza roventava il ferro, l'arabisco, con l'incudine e il martello modellava fiori,
la natura, fiori, uccelli, personaggi storici, biblici, leggendari, mitologici e segni zodiacali. L'uomo ricalcava la vita fatta di miti, di leggende, dal sacro al profano e la riproponeva nei suoi mestieri, facendo leggere a chi l'analfabeto e cosa sapeva leggere alle tempo. Quindi l'uomo ricalcava la vita che rappresentava quello che l'uomo amava, leggende, storie, Dio la riproponeva nei mestieri suoi. Non esiste una storia che non è stata dipinta sul carretto. Qualsiasi storia lei mi dice, sul carretto era un sussidiario, un libro aperto che camminava per le strade. L'ho titolato io. Così siamo con un carretto, forse quello preferito da lei nella sua collezione. Ci racconti? I carretti sono tutte preferite perché il pezzo buono con il pezzo scarso per me vale uguale, perché allora non solo perché era scarso, ma portava il pane nella famiglia. Un carretto scarsolito, un carretto di poco valore, però aveva lo stesso valore che portava il pane alla famiglia. Il carretto che vediamo è sempre agricolo, vittoriese, però era del fanatico carrettiere che ci voleva, per esempio, le storie. Questa è una storia di l'Unità d'Italia, l'incontro di Garibaldi e Attiano. Molti carretti con la cavalleria rusticana, la pietosa storia di Genoveffa, Cristoforo Colombo, tante storie dipinte su questo prezioso mezzo. E le parti del carretto come si distinguono? A parte le ruote noi possiamo conoscere noi giovani. E l'unica conoscenza di qualsiasi uomo è o a ruota o a guardare, però ecco, poi si entra in particolare sotto il pianale c'è la parte sagrale, la parte che ho descritto, che l'artigiano con la forgia tutto questo arabisco, ogni pezzo è un simbolo. Il carretto è testimone quando l'uomo aveva la forgia e le mani per ricavare tutti i suoi utensili. Anche le tenaglie che servivano per lo stesso lavoro suo se le forgiava con le mani. I perne, i favuzzi dette dadi. E quindi a questo punto il carretto opera di tanti artisti, un oggetto d'arte, un libro aperto. E l'armonia di ogni bottega, mastri e garzone tutti in coro, con gli attrezzi da lavoro, creando un eco musicale, un vero concerto da maestri da lavoro, svegliando il paese dopo aver cantato il gallo con il tintinnio dell'incudine e martello. A pochi passi, una bottega all'altra, muri imbrattati di vernice, un paladino disegnato di gesso carbone testimoniava come insegna la bottega del decoratore, insomma, potierò pitturerò carretto. Entriamo nella bottega dell'artigiano del ferro battuto, l'arabisco. L'artigiano con la forgia roventava tutti questi simboli, le forgiava, le modellava e le riproponeva in questa cassa di fuso, la parte sagrale. Allora, il carretto aveva la targa, il bollo annuale, la revisione di cerchione, asse e freni. Quindi aveva tutto regolamentato. Non esisteva niente che non era applicato come pagare la tassa. Cosa si vede in quest'altro carretto? In questo carretto, questo è un carretto ragusano.
Si vede la chiave, si chiama chiave perché racchiude per rafforzare i muri, l'aste anteriore, no? E chiude con un perno e un altro perno, non per quando c'è la scultura. Lo scultore, certamente un tagliatore, voleva mettere in risalto la sua arte e di questo ne faceva una opera. I Paladini di Francia, Orlando, la pazzia di Orlando, poi c'era il carro romano, altre chiavi che Ruggero del Riso libera Melode Anglante dalla forca. Tante artigiane, tagliature, scultore dimostravano la sua arte alla fine non solo del carretto che doveva essere precisa, doveva avere il mancino, l'equilibrio preciso, però poi la sua più opera la dimostrava nella chiave, a parte anche sotto il pianale, perché non è che c'è di meno. Che un suo cartello. Allora, eccoci anche con uno dei suoi cartelli, anche già presente in altre manifestazioni a cui lei ha partecipato. Ce lo narri questo della Sicilia? Chista ene amo Sicilia. Tu che lo sai che fece la primaverigna in Sicilia? Fu Omero, che mannava Ulisse, la greggia, trovava la racina e fece pista e musto e imbriacava a Polifemo con il musto. Omero descrisse una vera e propria vendemmia come fino a 50 anni fa si faceva, la cantilena, il bagno del mosto, insomma è una precisazione di Omero che l'abbiamo ripetuto in Sicilia, a Vittoria in particolare, perché Vittoria la prima economia era a racina, l'uva, il mosto. Donna Vittoria fece un manifesto a quei tempi Covena popolare a Boscociano che non si chiamava Vittoria, ancora doveva prendere il nome, era Piana di Camerina, che i camerinesi raccoglievano delle sue vigne in questa Piana di Camerina, il cerasuolo. Nella plaga Mesopotamia si produceva il cerasuolo, non era di Vittoria, di EGC, l'unica in Sicilia, era il cerasuolo. A quei tempi non ha bisogno di logge e cornici, lo Padre Eterno mi aiuta a fare sto quadro e nella terra che pussero lo sole c'è lo stegliato che è una pannera, la sua cornice acqua di mare e dei frutti colori di l'oro. Una la lapa ci fa lo somere, la carcarazza ci fa lo soniro e il giardino, sta terra mia cara, come la madre la vogliamo bene, come le figlie ne runano pane, tagliare il tuo primo quadro, signore. Terra d'appoggio, per covene romane, per le conquiste e per le sue avventure. Lo prima che sbarcava in de Troia e lo seconda lo potente nera, che fece lei questo canto d'eroe. Terra di vino, di sulfuro e sale, ma non sapiente di uomini buoni, mentre scienziati, pittori e poeta, di cantastorie di ogni paese, senza domare lo solforo gira, come fece Archimede a bruciare le navi. Mienzo lo volvito e le carrue, sarvaglia la inesse li puddare, unne le vacche mia, fanno lo latte, uomini saggi, fanno cosa cavallo e buona la ricotta e di la ciana di Vittoria lo vino, girasolo e lo suo orto. Omero li cantava queste frutte, valore della terra beneditte. E a quei tempi il nostro vino è stato conosciuto di Omero, dei migliori tavole dall'Oriente all'Occidente. Un console romano di nome Marco Venigio
proprietario di molte vignette in Sicilia, amava offrire il vino ai suoi amici e in particolare a suo zio Petronio. Petronio, geloso dei vini di Marco, invitò a Marco dicendo: Marco, beve questo vino, viene dalle vigne dell'Olimpo, al confronto il tuo vino siciliano impallidisce. Pensate voi di dove è dovuto venire quel vino per confrontare il vino siciliano? E allora, certamente a Bacco che ci fece un nostro vino, un re di beviture, tutto ci fece all'uovo lo Signore, ci fece l'olio, ci fece lo sale, ci fece la maccia per fare lo pane, pure la vuglia per le corde intrezzare. Da Zammana Cristo ha pensato l'umanità come a fare a dare i punti, ci fece l'ago e il filo. Nella foglia dell'agave, fate attenzione, c'è il filo e il lago, e così la natura aiutava l'umanità. Signor Brigadaula, qui siamo in una ricostruzione di una stanza siciliana. Cosa si trova qui? E questa è la stanza di mia mamma e mio papà, dove hanno allevato 5 figlie, 3 maschi e 2 femmine. Quella è la nata, la culla di allora. Io piccirino dormia a Dana, io una cavano, che piere o mottavano, o c'era un laccio, e quindi a quei tempi avendo soluzze femminette, usai ancora non avevamo cabinetta. Mamma entra all'orto perché Vittoria è stata una città larga, stanze larghe, 2, e l'orto. E in all'orto avevamo tanto bene di Dio e ci mettevano una copertella nel concemaio e così non tagliavamo i piccerini. Che buono, adattiamo. Ti voglio recitare in merito alla mia famiglia, a questa stanza che ancora vive, e certamente vive il pensiero, l'amore dei genitori, perché mamma, prima che io mi raccoglieva, ella non si corcava. A poco piacere mi cavoliavo a letto e no, anche mi curca, aspettavo peccerino e poi mi cavoliavo io sia pazzo poi al cinema. A me al cinema mi so io, non è che io tante scuole, fece 2 volte a metà, a prima, e poi me ne accogliere spicche. E quindi poi fece un'altra metà e poi accogliere spicche arriere dopo 3-4 mesi. Insomma, allora il film mi è piaciuto. Oggi non mi piace niente perché che fanno Maria. Prima che non sono mi dovete scusare, ma non sono neppure attore. Una volta l'attore solo guardarlo nella faccia era attore. Che bella faccia che aveva l'attore una volta. Oggi ci sono chi è simpaticolini, insomma, però vede, io sento con le canzoni di Claudio Villa, di quello prima di Claudio Villa, quella Viglia de Pegliai, ma cosa da pazzo. Ma sicuramente il fatto che il cinema Aurelio Fierro, sai, molto più Luciano Tajò, delle voci uniche. Il problema oggi è comunque anche a livello culturale che c'è un appiattimento sempre più internazionale. Oggi anche il cinema, non abbiamo più Anna Magnani. Certo, se si fermava come si è fermato qui a Vittoria, Cristo si è fermato, non solo a Ebole, ma anche qui si è fermato. No, non era giusto. Il mondo cammina, l'umanità cambia e tante cose. Quindi torniamo nella stanza. Che facciamo il pane? Facciamo un pane. Scagnature. Mentre chi? Allora, vedi, amo famiglia combinata, pace e madre e 5 figlie, con una casa con 2 stanze, una cucina e un ortoranno. Intraviamo la cuccagna, c'è un puzzo d'acqua fresca e una pila per lavare. Da ognuno fresca loro, che a gas non esisteva, i fraschi, legna, e andava tra un concemaio, non abbiamo per bisogno, non abbiamo cabinetta, alla vita ne adattiamo, non abbiamo carta igienica, e manco panina legge che aveva liquidità, c'era solo un pizzicagno che veniva fave, cicere e cose in campagna.
Questa era la vita allora. A Menneruas, a via Roma, a Putia, la via Cina. Trunza, cavolo e verdura. Cucciola, acce, fenocci, con lattuca incappucciata, pomarori tutto l'anno e cucuzze dell'ummia, una cucuzza gialla. Quindi si doveva vivere con quello che produceva proprio la terra. Si scippava, si tagliava, si cuciva i cavoli, i babbiettoli come la ghite, la zucca selvaggia, l'uovo si lo lavava su tagliatina, cavolo. La natura era meravigliosa. Noi a quei tempi avevamo tutte comodità, non mancava niente, ma oggi c'è troppo commercio. È vero, abbiamo troppo e molte volte anche questo troppo non rende felici, No. perché è un continuo correre. Sì, un tempo mancava dall'acqua fino al sale, un proverbio dice, Maria, sta famiglia ci manca dall'acqua fino al sale, perciò figurati, però erano con il sorriso nelle guance, un sorriso, oggi contento a tutti, e sugli arnusi la gente è rigida nella faccia. Non ridono, no, ci manca il bene vero e proprio naturale. È frutto anche di insoddisfazione, perché tengono a modello alcune idee che sono forse sui social, su internet, sulla TV, dimenticando il prezioso dono che abbiamo qui alla fine della Sicilia. Il vero patrimonio dell'umanità che ci apparteneva, anche senza sorte ne controllava un meglio. Quando io ho un portafoglioncino, strumento minciate. No? È vero. Però triste a dirsi, capita forse anche spesso che tanti, soprattutto giovani, non si riconoscono nella cultura siciliana o anche vittoriese. Si può trovare persone che quasi quasi quando si trovano in un contesto di confronto con altri, forse sono in un'università, difficilmente vogliono dirlo di dove vengono. Questo vale perché non hanno approfondito i valori del suo stesso paese. Sentono rire, più sentono rire, Vittoria come a Sacurno e allora non sappiano vero e proprio quello che c'è dentro l'uovo. E certamente rinnegano, però se sono intelligente, scava, che trovi il tesoro del tuo interno e ti dai la tua possibilità. Sogno siciliano. È vero, è proprio anche a valorare, dare a questa cultura che è contadina, ma non per questo sia minore degli altri dove hanno altre culture o altri modi di vivere. E che ci interessa, noi abbiamo la cultura più mamma di ogni cosa. Deve tenere conto nel via col vento, quel film lo dovessero fare mattina e sera, perché insegna tanta di educazione, il lavoro. Il padre di Rossella O'Hara dice a lui che si lamentava che aveva mano rupite per lavorare la terra. Il padre ci ha detto: figlia mia, non lo sai che la terra è il vero scopo della vita, di lavorarle, che ci dà sostantamento, il pane. Bene. È questo. Però non siamo così persi, non è andato via tutto, perché abbiamo come questo museo che potete venire a visitare a Vittoria. Molti anche giovani stanno cercando di riportare anche queste tradizioni tramite foto, tramite racconti anche dei nonni, e quindi l'invito per tutti voi che avete visto questo video è di venire qui a Vittoria. Trovate anche il sito del museo nella descrizione, potete anche incontrare il signor Virgadaula prendendo un appuntamento, e sicuramente potete anche voi vedere quest'ottimo angolo integro di una Sicilia che purtroppo non c'è, ma abbiamo chi ce la testimonia e chi ce la tuttora dona e racconta. Quindi ringraziamo il signor Virgadaula per il suo tempo e proveremo a portare altre nuove storie sulla Sicilia. Vedi che bel giovane, hai capito? Quindi di giovane come voi, venite, che ci facciamo una bella chiacchierata a Vittoria, il museo del carretto siciliano, che poi è il carretto ibleo di Giovanni Virgadaula.
Oh, come dice Ignazio Bustitta diventa povero e perso quando gli rubano la lingua ricevuta dai padri. In quel caso è perso per sempre. Quel popolo, il popolo siciliano, e con esso la gente ragusana. È intramontabile raccontare dagli ultimi cantastorie di questa azione di conservazione, divulgazione e animazione costante affinché la nostra prima lingua non ci venga rubata. Siamo tutti debitori anche a Giovanni Virgadao.